Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG in questa vigilia di Ferragosto. È ancora la cronaca purtroppo sulle strade a farla da padrona. Ci sono 2 vittime nella notte in 2 province diverse, lo vediamo già dal sito del Gazzettino. Nel Padovano a Cittadella lo schianto, un incidente tra 2 auto ed è morto un sergente americano di 31 anni che era in servizio alla caserma Ederle di Vicenza, e poi c'è anche un ferito grave in ospedale. E anche nel Vicentino un mortale nella notte a Montecchio Maggiore, un'anziana che è stata nella tarda serata è stata investita da un'auto all'altezza di una rotonda. Fra poco allora vi racconteremo di queste 2 ennesime purtroppo tragedie della strada in Veneto. Nel frattempo raffica di incidenti ieri sulle strade della provincia di Belluno e super lavoro per le squadre di emergenza di SUEM, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Forze dell'Ordine. Dalle 8 fino a qualche minuto prima della mezzanotte, senza soluzione di continuità. È stata una domenica contrassegnata da incidenti stradali, quella di ieri, iniziata ad Anzù di Feltre, dove un giovane di 19 anni della provincia di Trento ha riportato ferite e traumi di media gravità. 4 ore più tardi, sul ponte Cadore, in uno scontro sono rimasti feriti un 60enne e un 20enne, trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore. A Erto, Falco 2 è atterrato per recuperare un motociclista di 55 anni della provincia di Bergamo, mentre nel pomeriggio è stata l'ambulanza di Auronzo a soccorrere un 60enne di Martignacco, in provincia di Udine, ferito in un incidente che non ha coinvolto altre persone. Alle 16:30, all'altezza della rotatoria di Marisiga, alle porte di Belluno, uno scontro auto-moto ha causato il ferimento di 2 persone soccorse dall'ambulanza di Belluno e trasportate al pronto soccorso del San Martino con traumi di media gravità. Alle 17:20, sempre in città, un ciclista di 56 anni è stato investito nel quartiere di Cavarzano. A Marziaia alle 18:30 l'ambulanza di Feltre ha recuperato 2 feriti della provincia di Padova, entrambi entrati al pronto soccorso con ferite classificate codice 2. Poco meno di mezz'ora alla mezzanotte un incidente d'auto ha causato il ferimento di un 47enne di Sedico che ha riportato un trauma grave e per questo ricoverato all'ospedale di Belluno. Allora lo dicevamo, la tragedia avvenuta a Cittadella nella notte, a perdere la vita un 31enne sergente americano. Il servizio. Un tragico frontale sul rettilineo che attraversa la provincia di Treviso per arrivare a Cittadella. Ancora un incidente mortale lungo la Postumia, la statale 53 questa notte. 2 auto, una Mercedes, una Ford Fiesta, si sono scontrate. L'impatto, forse a causa della velocità, è stato tremendo. Prima lo scontro, la Mercedes che carambola e la Fiesta che finisce nel fossato, accanto inabissata per 50 centimetri. I primi a trovare le 2 auto sono gli operatori del 118 di un'ambulanza della Croce Rossa che era di passaggio. I vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e Padova con l'autogru. Hanno estratto il conducente della Mercedes che è stato preso in cura e stabilizzato per essere trasferito in ospedale, mentre il conducente della Ford, finita in acqua, era già deceduto. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. A perdere la vita un giovane di soli 31 anni, un sergente americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. L'automobilista ferito non è in gravi condizioni, è un uomo di 47 anni di Cittadella. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto c'erano i carabinieri di Padova. E nella Marca invece caccia all'uomo, perché una lite in strada a Castelfranco 2 notti fa è finita con un 24enne investito da un automobilista in fuga. Indagano i carabinieri. Investito da un automobilista con il quale aveva appena avuto una discussione per futili motivi legati ad una questione stradale. Vittima un 24enne di Castelfranco, soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale, dove gli sono state riscontrate diverse lesioni alle gambe, giudicate guaribili in una ventina di giorni. Il fatto è accaduto la scorsa notte intorno alle 4:40 in via Pagnana a Castelfranco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il 24enne si trovava a bordo di un'auto insieme a 2 amici quando è sopraggiunta da dietro la seconda vettura, che non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza dall'auto dei ragazzi. A quel punto i 3 hanno fermato la macchina e sono scesi sferrando un pugno contro il vetro del mezzo, mandandolo in frantumi. Di fronte a quel gesto l'uomo al volante, forse spaventato, ha ingranato la marcia per allontanarsi, investendo però il 24enne, lasciandolo a terra ferito. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri ora al lavoro per
identificare l'automobilista responsabile dell'investimento e per ricostruire tutti i dettagli della vicenda. Un'altra tragedia sfiorata sabato notte a Venezia. Parliamo di una bravata, l'ennesima in città, in centro storico, un barchino in Canal Grande che si rovescia e 7 ragazzi finiscono in acqua. C'è anche un video che circola in rete. Allora, subito con la nostra Anna Maria Parisi insieme a Simone Merlo a Venezia. Buongiorno Anna Maria. Contusioni ed ecchimosi di varia natura per i 7 veneziani che la notte di sabato sera si sono ribaltati a bordo del barchino che si trovava nei pressi del stallo di Rialto poco prima della mezzanotte. Un fatto questo che è stato postato in diretta dagli stessi e che a sua volta nella diretta aveva postato in diretta anche il consigliere di municipalità veneziano Marino Marin. Sì. Lei adesso il video l'ha rimosso perché c'erano nomi? C'erano dei nomi che forse non riguardavano neanche i suddetti che erano in barca, erano gente che commentava, allora l'ho rimosso per che non ci siano questioni di privacy. Però noi ce l'abbiamo il video, ecco, poi dopo lo elaboriamo togliendo questi nomi e cognomi. Certo. Il fatto che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza che i ragazzi erano particolarmente esuberanti perché alticci, penso ubriachi. Di sì, ecco. Penso proprio di sì, sabato sera. Ecco, e questo barchino però si è ribaltato, tra l'altro invitavano, come si vede dal video, anche di salire a bordo alcune ragazze che erano all'imbarcadero. Sì, erano all'imbarcadero e la barca era sovraccarica ed è bastata una leggera virata che la barca si è capovolta. Fortunatamente, diciamo, non ci sono state gravi conseguenze né per la barca e neanche per gli avventori. Esatto. Allora, questa Venezia che non è Disneyland né Gardaland, ecco, non vale non soltanto per i turisti che vediamo prendono, si gettano dal ponte per fare tuffi, ma tra l'altro schivando per un caso fortuito anche la gondola che si trova sotto di loro, ma anche per i residenti. Sì, purtroppo sì, diciamo una volta si cominciava dalla barca a remi, dopo si andava alla barca a motore e dopo si guidavano i motori più grossi. Adesso i ragazzi giovanissimi, anche minorenni, hanno subito dei bolidi leggerissimi con motori grossi al limite della portata e tanti non sanno amministrarli. Ecco, il problema poi qual è? Cioè, il problema del problema è il fatto che tantissimi adolescenti per divertirsi cercano lo sballo. Vediamo che a 14-15 anni insomma hanno la possibilità, soprattutto qui a Venezia dove si portano da casa le bibite alcoliche, di insomma sì, per i potersi sballare in questo modo. Sì, per i minorenni però ci dovrebbe essere un patentino, cioè nell'articolo 36 del regolamento della navigazione della città metropolitana dovrebbero fare un corso su un'autoscuola oppure deve essere fatta da un ente pubblico. Ecco, noi siamo contenti del fatto che fortunatamente non ci siano state ripercussioni gravi in seguito a questo ribaltamento del barchino che poteva averne, avrebbe potuto averne, però resta un fatto che c'è comunque da monitorare la situazione qui a Venezia città. Sicuramente, però d'altronde le forze dell'ordine non possono essere dappertutto e sono anche in un numero ridotto e devono presidiare tutta la città, tra i bar e le barche sono pochi, secondo me sono pochi, dovrebbero essere assunti altri agenti di polizia municipale. Ecco, che tra l'altro ne sono già stati assunti oltre una quarantina, ci diceva nei giorni scorsi l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce del Comune di Venezia, ma agendo preventivamente qui forse non è questione di avere tanti uomini in città tra le calli come in acqua, in laguna, ma quanto agire sul fronte della prevenzione, cioè con i soldi, con le multe. Anche la sanzione può essere un deterrente per incentivare il venir meno a queste situazioni. Però se questi ragazzi che sono minorenni hanno barchi da 15.000 euro, non so se neanche quello osserva, perché hanno i genitori che sponsorizzano.
Ecco, detto questo, con questa riflessione che è una riflessione aperta, una sorta di interrogativo, cioè come agire sul fronte della prevenzione, ringraziamo il nostro ospite Marino Marini, consigliere della Municipalità di Venezia, e la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie anche al tuo ospite. Da Venezia alla Marca Trevigiana, torniamo nella Marca per parlare di un ennesimo fatto di violenza legato ai furti, a una Marca Trevigiana particolarmente colpita in queste settimane e soprattutto nelle ultime settimane. L'ultimo fatto è avvenuto a Motta di Livenza, un ragazzo che ha sorpreso un ladro ed è stato picchiato dallo stesso. Allora Daniela Sizia insieme ad Alberto Pivetta a Motta di Livenza. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo proprio in via Riva Livenza, qui è accaduta l'aggressione, la casa la vedete è qua vicino e io sono proprio in compagnia del 22enne Andrea Strapazzone, che è stato aggredito da un malvivente che lui ha sorpreso a casa. Stava rientrando, stava aprendo il portone quando gli è arrivato alle spalle questo malvivente. Che cos'è accaduto? Andrea, intanto buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Io stavo rientrando a casa dopo essere stato a fare un giro con dei miei amici e provando ad aprire il portone perché era chiuso del garage, qualcuno, non so se 1 o 2 persone, mi hanno salito alle spalle e non me l'aspettavo perché sicuramente ero a casa mia e c'erano anche i miei genitori che erano rientrati poco prima di me. Ecco, ti hanno colpito anche, soprattutto alla schiena, tanto quasi da farti cadere a terra? Sì, inizialmente mi hanno tirato, se non ricordo male, ho subito 2 pugni alla schiena, all'altezza dei reni, e poi mi hanno strappato sia la maglietta che ho dei segni sul braccio e sull'addome. E poi sono sbattuto contro il portellone e sono caduto per terra. Ecco, in quel momento tu hai urlato e hai chiamato ovviamente i tuoi genitori? Sì, io appena è successo il fatto di aver subito dei pugni o che ci fosse qualcuno, ho cercato di urlare papà e mamma perché avevo appunto visto che erano a casa e loro sono arrivati subito dopo. Ecco, questo probabilmente Nicola ha fatto desistere il bandito o i banditi, che sono poi fuggiti attraverso i campi da dove probabilmente erano arrivati, perché dietro la casa è tutto campi, quindi è una zona che è al buio. E Andrea, tu hai detto è andata anche bene perché poteva succedere qualcosa di peggio a te, ma soprattutto poteva succedere ai tuoi genitori. Sì, come se magari non ci fossero stati i miei genitori a casa, non so cosa potrebbero o potesse aver fatto questa persona. Quindi è andata bene, non ho nulla di grave, diciamo. Però penso anche che magari se fosse entrato perché io non ero arrivato, magari faceva qualcosa ai miei genitori, come magari poteva solo fare il furto e andarsene via. Poi sì, è tutto buio purtroppo sia sulla strada perché non ci sono le luci e non è una zona illuminata ed è tanto trafficata, ma dietro purtroppo è tutto aperto, ma è una zona di campi. Ecco, tu sei andato in pronto soccorso per farti medicare e poi sei andato dai carabinieri per denunciare il fatto. Sì, io ho chiamato i miei genitori hanno chiamato subito i carabinieri che mi hanno detto come procedere, poi sono andato in ospedale e poco dopo siamo tornati a casa. Ecco, intanto come ti senti? Perché adesso oltre a fisicamente anche psicologicamente è difficile da passare una cosa del genere. Io adesso mi sento... Sì, sono un po' scosso perché penso sia normale, lo sarebbero tutti. Sto bene fisicamente, adesso col senno di poi, quando si rientra a casa, poi magari nelle ore più buie, che di sicuro non vengono a mezzogiorno, dico io, si sta più attenti, però non devo pensarci più di tanto, bisogna andare avanti perché purtroppo sono cose che succedono e succederanno sempre. Ecco, fra l'altro questa è una zona dove non ci sono videocamere di sorveglianza, quindi... le indagini ovviamente dei carabinieri per cercare di identificare questi banditi, questi malviventi che probabilmente volevano fare un furto e sono stati sorpresi da Andrea. Noi abbiamo anche sentito la cugina che si trova proprio nella casa accanto e che ci dice insomma di essere spaventata, preoccupata, e dice adesso quando arrivo accendo tutte le luci, insomma la paura di tutta la via che è sotto shock per quello che è accaduto. Io ti faccio sentire le parole di Angela, la cugina di Andrea. Non lo so, perché non si può più stare sicuri neanche a casa propria, quindi non saprei cosa dire. Stasera hai paura? Sì, perché soprattutto se non era neanche tardissimo, era 00:20,
Cioè, molto spesso magari rientriamo noi giovani a casa anche più tardi, però una cosa del genere, non so. Quando rientri adesso che cosa fai prima di scendere dall'auto? Sicuramente mi guardo tantissime volte, accendo tutte le luci e soprattutto i miei stanno sempre svegli adesso perché comunque con una situazione del genere che è appena successa si stanno in pensiero. Questa è una strada buia, non c'è illuminazione, quindi per questo è anche più pericolosa. Sì, perché anche di sera molte persone vengono a camminare, soprattutto d'estate, e quindi anche con la macchina non si vedono, non hanno nessun segno per distinguerli e quindi molto spesso si rischia anche di, non so, investirli, fare incidenti perché comunque questa strada è molto conosciuta e sono circa 5 km perché poi si congiunge con la pista ciclabile e è abbastanza così. Fra l'altro con quello che è successo a tuo cugino c'è anche più paura adesso. Sì, molta perché io immagino, io non ero a casa, però se succedeva a me che sono una femmina io non so veramente cosa avrei fatto. E quando ti hanno detto quello che è successo a tuo cugino, che cosa hai pensato subito? No, ci sono un po' rimaste perché io ero via e me l'hanno detto il giorno dopo per non farmi stare in ansia, però non so. Tuo cugino intanto come sta anche moralmente oltre che fisicamente? Lo vedi che è molto provato, infatti non so come la prenderà, però adesso si sta pian piano migliorando, però non so. Andrea, se dovessi dare un consiglio a tua cugina, perché l'abbiamo sentita anche dalle sue parole, la paura, diceva se fosse successo a me non so cosa sarebbe potuto capitare, che cosa diresti loro? È sempre brutto che accadano sia ai tuoi familiari o a qualcuno che conosci. Poi a mia cugina ci siamo tanti legati, quindi non lo metto, so che è preoccupata. So anche che magari se fosse stata qualsiasi altra persona al di fuori di me o soprattutto se fosse una ragazza magari poteva finire in modo peggiore sotto tutti i punti di vista, quindi so che sarà preoccupata ancora per un po'. Bisogna farci forza, andare avanti e sicuramente ci sarà più attenzione, non solo parte delle nostre due case ma penso un po' da tutta la via perché non era mai accaduta questa cosa, però bisogna andare avanti. Grazie davvero Andrea, grazie. Nicola, qui da Motta di Livenza è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Daniela, grazie anche ad Andrea insomma, per la forza con la quale insomma, si è ripreso da questa bruttissima avventura. E i ladri in azione, lo dicevamo, la Marca particolarmente colpita, ladri in azione anche a San Cipriano di Roncade, rubati 1.000 euro dalla sagra di San Cipriano, ma gli organizzatori dicono noi non molliamo. È brutto venire al mattino e vedere che qualcuno è entrato dove tanti volontari hanno lavorato per tante ore gratuitamente e scoprire di essere stati derubati di poche monetine. È il gesto che fa male, perché si va a incidere dove ci sono volontari che stanno lavorando. Il blitz dei ladri la scorsa notte nello stand della Sagra dell'Assunta a San Cipriano di Roncade, con un piede di porco poi ritrovato nel giardino dell'oratorio dove i malviventi hanno tentato di entrare per poi fuggire. Una volta scattato l'allarme hanno forzato questa porta e si sono diretti nel retro dove sono allestite le culcine. Qui hanno rubato le monetine per un valore di 1.000 euro, un trapano abitatore e le chiavi che aprivano tutti i lucchetti della Sagra. Per cui stamattina, anziché aprire perché la gente potesse venire, potesse accedere, abbiamo dovuto dedicare la mattinata intera a sostituire tutti i cilindretti e tutti i lucchetti. I malviventi non hanno invece prestato attenzione ai premi, alcuni anche di valore, della pesca di beneficenza. Una volta scoperto questa mattina il furto, sono stati avvertiti i carabinieri giunti sul posto per un sopralluogo. Gli organizzatori sono stati costretti a cancellare, come indicano questi cartelli, il programma della mattinata. Era solamente previsto per la gente il poter accedere alla pesca di beneficenza, mangiare la trippa, perché c'è la tradizione della trippa al mattino. Ecco, abbiamo sospeso questo proprio per dei rilievi. Un episodio che fa male, visto il lavoro dei volontari per allestire la storica sagra. Non guardano in faccia a niente, non hanno rispetto neanche per queste cose. Questo veramente ti lascia dentro un grande dispiacere, perché veramente la comunità si sta dando da fare. Insomma, qui dietro che lavorano ci sono 60-70 persone che ci mettono veramente tanto tempo a dedicare per questa finalità.
Secondo il presidente della Proloco è stato un colpo messo a segno da professionisti. Qualcuno che è interessato a fare i giri delle sagre, perché in questo periodo sagre ce ne sono abbastanza in zona. Secondo me sono anche delle bande organizzate che sanno dove colpire. Da noi hanno forzato 4 porte. Da qui un messaggio agli organizzatori delle tante sagre in programma in questi giorni. Stiamo attenti, alziamo la guardia perché effettivamente è pericoloso. Qualcosa però i ladri hanno lasciato prima di fuggire ed è quello che dà ora ancora più forza per ripartire. Ci hanno lasciato 4 centesimi, ma comunque non importa, 4 centesimi per noi vuol dire tanto, noi abbiamo voglia di ripartire, queste cose non ci fermano e non ci fermeranno, il volontariato va oltre queste cose. Abbiamo fatto i complimenti prima alla giovane Andrea per la forza d'animo, facciamo i complimenti anche alla Proloco di Roncalli, al suo presidente, insomma la forza del volontariato che va oltre questi episodi. Certo, se non ci fossero sarebbe meglio. Ancora la Marca trevigiana con il giallo della morte del ristoratore di Cimadolmo Maurizio Bassetto, come sappiamo, l'abbiamo raccontato in questi giorni, l'ipotesi più probabile è quella di un gesto estremo, ma continuano le indagini per chiarire i contorni di una vicenda che ha ancora dei punti oscuri. Nel pomeriggio di oggi verrà conferito l'incarico al medico legale Alberto Furlanetto per l'autopsia sul corpo del ristoratore, almeno 6 ferite sul corpo che sarebbero autoinflitte secondo l'ipotesi più probabile dei carabinieri, però intanto chi lo conosceva bene non crede al gesto estremo. Lei che cosa pensa dell'ipotesi del gesto estremo? Personalmente no, era pieno di vita, no, questo sicuramente no. Non so, ripeto, sarà la giustizia a fare luce su questo, però personalmente non credo in questa versione. Graziano Dall'Acqua, presidente del consorzio Proloco Piave Montello, conosceva da una vita Maurizio Bassetto e non crede all'ipotesi del gesto estremo dietro alla morte del ristoratore 80enne di Cimadolmo, ritrovato senza vita all'alba di ieri nella concimaia a poche decine di metri dal locale, in avanzato stato di decomposizione. Un dettaglio questo che, spiega Dall'Acqua, fa ancora più male. Personalmente fa male 2 volte perché mi sembra strano che nessuno sia andato a trovarlo prima. Dall'Acqua spera che venga fatta quanto prima luce sulla morte dell'amico perché possa trovare pace. Le indagini dei carabinieri continuano, non è ancora stata fissata la data dell'autopsia che potrà dare risposta agli interrogativi ancora aperti. Quando il corpo di Bassetto è stato recuperato, addosso gli sono stati trovati un coltello e un rasoio compatibili con le ferite riscontrate ad un primo esame dal medico legale e che, stando all'ipotesi iniziale, potrebbe essersi inferto da solo. Nessuna pista però al momento viene esclusa, dal suicidio alla morte violenta. Stamattina sul luogo della tragedia regna un silenzio surreale, non ci sono fiori, solo il nastro posto dagli investigatori. Nel piazzale del ristorante compaiono i pavoni di Maurizio, si muovono come a cercare chi non potrà più tornare. Dall'Acqua ricorda con grande emozione il Maurizio imprenditore, amico, impegnato nel volontariato. Nel 1990 era iniziata la loro collaborazione nell'organizzazione di eventi. Un grande. Una cosa, un cuore così non si trova più. Oltre ad essere un pioniere su tutta la sua attività e la lungimiranza che aveva nelle attività, un cuore, un aiuto così per quanto riguarda le manifestazioni e darti una mano, difficilmente si trova un'altra persona così. L'ultima volta che si erano visti un mese fa, quando Dall'Acqua era stato insignito dell'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Mi ha detto vieni qua, senza sapere il perché, e mi ha detto dobbiamo brindare e per brindare dobbiamo vederci, e così è stato fatto, insomma. Scusate sempre i miei sbuffi, ma l'emozione è forte quando parliamo di Maurizio e comunque, ripeto, un pioniere per quanto riguarda l'imprenditoria e un grande per quanto riguarda il cuore e l'animo anche per il volontariato. Adesso torniamo nel Vicentino, lo dicevamo in apertura, le 2 tragedie nella notte sulla strada. La prima l'abbiamo raccontata in apertura, lo schianto a Cittadella con la morte di un 31enne militare della caserma Edele di Vicenza, e poi sempre nel Vicentino una 68enne ciclista travolta e uccisa. Montecchio Maria Teresa Albiero, la donna che in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto ed è morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate.
L'impatto è accaduto ieri sera verso le 21:30 nei pressi della rotatoria del polisportivo tra via Zanato e via Trozzi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, eseguita dai carabinieri di Valdagno intervenuti per i rilievi, un'auto condotta da un uomo di 30 anni avrebbe tamponato la ciclista in prossimità di uno degli svincoli della rotatoria. Immediato l'arrivo dei sanitari del SUEM. I medici, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno stabilizzato il corpo della donna e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove poi è deceduta. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale. Su di lui sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico con cui si era messo alla guida. Attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione delle autorità giudiziarie. Torniamo a parlare di sicurezza stradale. Insomma, gli autovelox in teoria sulla carta nascono proprio per mantenere la sicurezza stradale. Abbiamo visto tante tragedie, anche l'ultima a Montecchio con questa 68enne vittima della strada. Però c'è un autovelox, un velox, come sapete, finito nel mirino delle polemiche. Un caso è diventato nazionale dopo che uno di questi autovelox è stato fatto esplodere. Parliamo del caos multe a Cadoneghe. Per placare gli animi il sindaco ha scritto un post distensivo su Facebook, ma intanto i multati hanno annunciato per giovedì davanti alla prefettura un presidio. Cari concittadini, il post è di quelli distensivi. Il sindaco Marco Schiesaro, finito nella bufera per gli autovelox dei record, oltre 24.000 le multe staccate in poco più di un mese, ma il numero potrebbe salire fino a 40.000, cerca il dialogo con i suoi cittadini. Non ho intenzione di girarmi dall'altra parte, affronterò questo problema come sempre e farò tutto quello che è nelle mie possibilità. Scrive il primo cittadino, sottolineando che quanto accaduto ha ormai raggiunto dimensioni che non avrebbe voluto né che ha in alcun modo cercato di provocare. I multati intanto procedono compatti e dopo aver incontrato l'associazione Maggior Tutela, aver affidato le deleghe per portare un esposto in procura, annunciano un sit-in per giovedì davanti alla prefettura. Diverse le reazioni al post del sindaco, i commenti sono i più disparati. C'è chi scrive bravo sindaco, non mollare, chi si scaglia contro i cittadini che prima denunciano strade pericolose chiedendo velox e poi si lamentano se prendono delle multe. Chi addirittura chiede di annullare anche le multe prese in precedenza. Il limite dei 50, sottolinea più di qualcuno, c'è dal 2010. Intanto l'associazione Maggiore Tutela, guidata dal bellunese ex poliziotto Gian Antonio Sottile, dopo aver condannato i danni inflitti ai dispositivi mercoledì notte, ha fatto richiesta di accesso agli atti per avere i dati dell'incidentalità di quel tratto di strada. E io le posso assicurare che dalle verifiche che abbiamo fatto sul posto, con le misurazioni che abbiamo preso, le fotografie che daremo al giudice e al tribunale, non c'è un cartello a norma in quel paese, non c'è un cartello messo a norma di codice della strada. Le multe staccate dal velox e dagli automobilisti che stanno scegliendo di non pagare, assicura Sottile, sono tutte superiori non più di 10 km all'ora al limite dei 70. Tra i velox incriminati, secondo il presidente dell'associazione, c'è anche quello lungo la statale 53 a Cittadella. Cittadella, ad esempio, sulla strada statale 53, lì è un disastro, ce n'è uno particolarmente al chilometro 21, proprio sotto il comune di Cittadella, nascosto da un cavalcavia. Una ragazza a lavorare ha preso 5 multe in 5 giorni. È assodato che serve. Ci sono persone che corrono troppo e non va bene. Però non bisogna avere l'alibi della sicurezza stradale per portare soldi ai comuni. Questo è il problema. Ne parlano tutti dell'autovelox di Cadoneghe, ovviamente ne parlano anche gli addetti ai lavori, alle varie polizie locali. Ad esempio il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, parla anche nel prossimo servizio di queste polemiche, in un servizio nel quale parliamo dei controlli che verranno effettuati, che sono stati effettuati e che vengono effettuati in queste ore e anche domani per la sicurezza a Ferragosto. Etilometri, drug test, unità cinofile, pronto il piano di controlli sulle strade per il Ferragosto trevigiano, ad annunciarlo il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo, un servizio predisposto su disposizione del Ministero dell'Interno per tutte le forze dell'ordine. Polizia Locale impegnata dall'inizio dell'estate anche nei cosiddetti pattuglioni, servizi di controllo che iniziano alle 23 e finiscono alle 5 del mattino.
Voglio anche ricordare che i controlli sulla velocità non avvengono solo su superstrade, autostrade o strade extraurbane come la tangenziale ad esempio di Treviso, ma spesso sono gli stessi residenti che chiedono al comando di polizia locale di effettuare dei controlli mirati sulla velocità attraverso il telelaser, quindi attraverso sistemi che sono cosiddetti mobili, perché spesso ci sono veicoli che su strade residenziali dove circolano anziani, bambini e quindi utenti cosiddetti deboli o vulnerabili sfrecciano non rispettando quelli che sono i limiti di 50 km/h. E tra le richieste che il comando trevigiano riceve proprio dai cittadini ci sono anche quelle di installare dissuasori di velocità o autovelox, proprio come quelli contro cui si sta scatenando in queste ore nel Padovano una vera e propria disobbedienza civile. Non dobbiamo dimenticare che la velocità, secondo i dati Istat del 2022, è la terza causa degli incidenti stradali che creano spesso feriti e morti sulle strade. E sulla polemica se servano o meno a fare cassa ai comuni, il comandante ricorda che i proventi delle multe degli autovelox devono avere una precisa destinazione. Perché il codice della strada vincola il 100% di tutte le sanzioni che vengono pagate e introitate dai comuni per destinazioni ben precise, che possono essere il miglioramento delle strade, il miglioramento della segnaletica, il miglioramento di buone pratiche, come ad esempio il fare e sviluppare progetti all'interno delle scuole, quindi anche in fase di educazione stradale. Ancora il traffico di questo weekend e anche di oggi, vigilia di Ferragosto, di domani, vigilia di Ferragosto, per andare ad esempio in montagna. Fabio Fioravanti con Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, in collegamento da Ponte nelle Alpi. Fabio. Grazie per la linea, siamo a Ponte nelle Alpi col presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin per parlare di questo weekend che si dice purtroppo sia da bollino nero per quanto riguarda il traffico. Sì, purtroppo da una parte, per fortuna dall'altra, nel senso che traffico significa che la gente ancora è pronta ad invadere le nostre montagne e trascorrere diverse giornate proprio da noi, e questo è sicuramente positivo. È chiaro che poi bisogna fare i conti con le nostre strade. Purtroppo le varianti, quelle pre-mondiali, non sono ancora pronte, sono comunque per fortuna partite, e mi auguro che nel 2024 potremo vedere la partenza delle altre varianti, in particolare quella di Longarone. Tra l'altro ci chiedo proprio se si va a Longarone da queste parti, vada pure avanti il signore. Longarone, lei è anche il sindaco appunto di Longarone, dove la signora deve andare. I lavori, perché lì è un imbuto in un certo senso proprio per chi viaggia. Ma siamo nella fase, diciamo così, autorizzativa avanzata. Io mi auguro veramente che entro l'anno si possa chiudere la progettazione esecutiva e a quel punto là appaltare l'opera per vedere un po' la posa della prima pietra tra la primavera e l'estate del 2024. Dopodiché mi auguro che almeno una parte possa essere realizzata per le Olimpiadi, quella che dall'uscita autostradale raggiunge la zona industriale di Longarone. Mi rendo conto che può essere un sogno, ma insomma intanto sogniamo. Tra l'altro già venerdì a Cortina c'erano 5 km per arrivare. La perla delle Dolomiti, con una strada però che oggettivamente è inadeguata per quella che è la vita turistica di un luogo così ambito. Ma non è che dobbiamo sempre parlare negativamente solo del nostro. Io penso che tutte le belle località, sia di montagna che di mare, per raggiungerle in periodi come questi sono invase dalle macchine, quindi tutti devono fare un po' di coda, un po' di sacrificio. Anche sull'Isert, per dire che va verso Trieste e la Croazia, ci sono chilometri e chilometri di coda. È chiaro che quando hai un numero di macchine con una portata delle infrastrutture che è insufficiente, è chiaro che si formano le code. Noi intanto cerchiamo di lavorare per migliorare la situazione attuale. Mi rendo conto che i tempi sono sempre molto lunghi in questo paese, però intanto abbiamo progettazione, risorse già messe a disposizione, c'è da pazientare ancora un po' di tempo. Come diceva prima, purtroppo il traffico, per fortuna per gli operatori turistici, si dice però Federalberghi parla di un 40% di italiani che in pratica non andrà in ferie. Per quanto riguarda le strutture alberghiere della provincia, è una buona stagione questa estate 2023? Ma sicuramente è buona. Ieri sono stato a Cortina, però quando vedi chiuso il Cristallo e il Miramonte sicuramente questo significa anche numeri inferiori di presenze, e quindi non è anche questo un aspetto da sottovalutare. Io devo dire che complessivamente dal mio osservatorio la situazione è abbastanza in linea con quelle che erano le aspettative e quelle che sono un po' i numeri anche dello scorso anno. Poi
tireremo le somme a fine estate e lì vedremo un po' cosa c'è stato. Un problema sicuramente che le nostre strutture ricettive hanno pagato e stanno pagando è la mancanza di personale. Questo è un tema che dovremmo cercare di affrontare al più presto, perché non possiamo permettere appunto a strutture di rimanere chiuse perché non c'è il personale. Gianni Minà diceva il bello della diretta, gente che si ferma e vedo la telecamera e chiede da che parte andare a Longarone, telefoni che suonano. Grazie per la linea, è tutto, a voi studio. Grazie a Fabio Fioravanti, grazie anche a Roberto Padrin. Da Ponte nelle Alpi, dal Benunese, andiamo a Bassano del Grappa, il nostro Alex Giuliano per un nuovo viaggio in un ponte, il simbolo di Bassano, il Ponte Vecchio, che è ostaggio del degrado. Allora da Alex Giuliano in diretta. Buongiorno Alex, ti vedo. Siamo sul Ponte Vecchio a Bassano del Grappa. Qualche giorno fa, proprio in una nostra diretta, avevamo esordito dicendo non c'è pace per il Ponte Vecchio, portando all'attenzione vostra e dei nostri telespettatori alcuni atti vandalici che avevano danneggiato la balaustra in legno del Ponte Vecchio. Ebbene, da non c'è pace per il Ponte Vecchio adesso bisogna cambiare e dire che la misura è oramai colma. Perché? Perché continuano a susseguirsi una serie di comportamenti incivili e, lo ripetiamo, di atti vandalici su quello che è un monumento nazionale, il monumento nazionale di Bassano del Grappa. Guardate, questa mattina cosa ci hanno segnalato. Sempre sulla balaustra in legno del Ponte Vecchio qualcuno ha pensato bene di incidere, di scavare il legno e deturpare in maniera così evidente, lo ripetiamo, quello che è un monumento che merita non solo cura, non solo attenzione, ma soprattutto rispetto. Che sia finita qui? Niente affatto, perché questo è stato un weekend davvero difficile per questo monumento, per questa pagina di storia vivente, perché è un ponte di legno, è un ponte che vive, è un ponte che respira. Il sabato 12 agosto è stata una giornata in cui sul Ponte Vecchio, il Ponte Vecchio è stato addirittura trasformato in una maxi rastrelliera per le biciclette che ricordiamo il cui transito è vietato sul ponte. Guardate le immagini che ci sono arrivate da un nostro telespettatore, immagini che parlano chiaro e che mettono in evidenza ancora una volta una mancanza di rispetto profonda per questo monumento, per questa parte di Bassano. Ma voi direte, è finita qui? Quindi un'incisione, un intaglio sul legno e delle biciclette accantonate, accatastate sul Ponte Vecchio? Niente affatto. Perché? Perché guardate cosa abbiamo trovato semplicemente passeggiando questa mattina sul ponte. Altri atti di inciviltà. Nelle crepe del legno qualcuno ha... più di qualcuno, perché quella che vi mostriamo insieme a Renzo Rigone è solo una delle tante situazioni che abbiamo riscontrato proprio sul ponte. Qualcuno ha pensato di incastrare nelle crepe del legno, come vi dicevamo, dei fazzoletti, dei Kleenex usati, non solo, e anche, guardate, dei cucchiaini in plastica di qualche gelato, insomma, mangiato sul fresco del Ponte Vecchio. E tutto questo va ad aggiungersi a cosa? Alla situazione oramai stagnante di ragnatele sulla copertura in legno del monumento. Insomma, dicevamo non c'è pace per il Ponte Vecchio, dicevamo che la misura oramai è colma. Tantissimi turisti questa mattina ci hanno segnalato proprio questo senso di abbandono, e allora noi chiudiamo il collegamento dicendo che il Ponte Vecchio è un patrimonio di tutti, ma è un patrimonio che, lo dice la parola stessa, patrimonio è un bene da tutelare. Bene, in questo caso
forse, più che un bene da tutelare, il Ponte Vecchio è un bene da salvare, salvare dall'inciviltà, salvare dall'incuria, salvare da chi evidentemente non è in grado di prendersene cura. Da Bassano del Grappa sul Ponte Vecchio è tutto e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie ad Alex Giuliano. Passiamo dal Ponte Vecchio al Ponte Nuovo con i negozianti vicini al Ponte Nuovo che stimano una perdita di entrate fino al 50%. La settimana che porta a Ferragosto inizia con un'impennata delle temperature ma un contestuale calo del giro di affari qui nella zona del Ponte Nuovo, del Ponte della Vittoria. I commercianti, gli esercenti dell'area lamentano una perdita di introiti che si aggira mediamente fra il 30 e addirittura il 50%. Un segno meno che sta incidendo e non poco sul bilancio delle attività e così la speditezza dei lavori e il rispetto delle tempistiche sono gli unici aspetti su cui poggiare le speranze di un agosto molto complicato sotto tanti punti di vista. Il sabato e la domenica non c'è più quello che c'era una volta, parcheggio non ce n'è perché infatti vedi la gente diciamo che da Mare Ostica non arriva più qua, quindi turismo zero. Più di questo ci troviamo in difficoltà. Una città di fatto tagliata in due, con il centro che fa segnare numeri di presenze turistiche in crescita e poi c'è l'altra, Bassano, quella del segno meno. Un 30-40% di fatturato in meno ne abbiamo, ma cosa possiamo fare? Questi giorni abbiamo un poco di meno, diciamo, frequenza dei clienti. Meno gente, meno turisti, sicuramente. Sì. Alcune attività ne risentono particolarmente, insomma sia i vicini qua mi dicono che non sono, addirittura qualcuno mi dice del 50% in meno. Il flusso di clienti e di turisti è diminuito? Secondo me sì, secondo me c'è meno passaggio. Ci siamo accorti, non so se è a causa del ponte per la viabilità, però c'è meno afflusso sicuramente rispetto anche al mese di giugno. Gente che arrivava da Marostica non li vediamo. E che non sia un'estate facile lo si capisce anche da scene come questa. Scene di un agosto anomalo, con una Bassano divisa nei fatti, nei pensieri, nelle polemiche e anche negli affari. E riguardo ai lavori del Ponte Nuovo e la riapertura di una corsia entro la prima settimana di settembre, ecco gli aggiornamenti e le anticipazioni del vice sindaco Andrea Zonta. La settimana prossima faranno le impermeabilizzazioni della soletta, settimana successiva posa del binder, cioè quella asfaltatura diciamo di base, e poi tutto sommato nei tempi che avevamo previsto riaprirà la corsia. Si sa già al momento della riapertura di una corsia in quale direzione sarà consentito il traffico? Allora sinceramente lo stiamo studiando, era prevista est-ovest, stiamo cercando di capire perché la parte ovest è già carica del suo senza l'apertura delle scuole. Con l'apertura delle scuole, soprattutto il terzo ponte al mattino, risulterebbe parecchio intasato di auto e probabilmente pensiamo che aprendolo da ovest verso est potrebbe far fluire una buona parte di traffico, soprattutto quello scolastico, verso Viale De Gasperi. Non è una decisione facile perché è difficile capire il movimento degli automobilisti. Diciamo che però dovesse essere anche una scelta che magari non va bene al 100%, la si può anche invertire velocemente perché i cartelli non cambiano, cambia solo l'inversione del senso di marcia. Per una Bassano in difficoltà, quella diciamo della zona del Ponte Nuovo, c'è invece un centro storico ricco di turisti costretti tuttavia a fare i conti con i rincari, ne parlavamo anche prima. L'estate a Bassano è stata finora meteoropatica. Un po' nuvolosa, un po' rovente, un po' costretta a mettere al riparo turisti e commercianti dalla grandinata di rincari.
Complessivamente la città è e resta una meta turistica ambita e molto frequentata, ma chi vive Bassano d'estate si è trovato a fare i conti, è proprio il caso di dirlo, con le incognite del meteo, i costi saliti e i visitatori che spendono sì, ma con oculatezza. I veri bassanesi li vedi limitati perché ormai sono in vacanza. Lavori con i turisti, però la gente è un po' limitata perché naturalmente cercano di far quadrare i conti. È così, è un po' l'andamento, tutti si lamentano perché hanno le tasse da pagare, naturalmente tutto quanto insieme e naturalmente si ripercuote sul commercio. Manca un po' di merce locale, naturalmente come è stato il tempo passato che ha grandinato, prima la pioggia, poi prima ancora c'era il freddo. Naturalmente l'annata non è andata buona e manca un po' di roba e naturalmente i prezzi sono un po' su. Come sta andando questa estate con i turisti a Bassano? Acquistano? C'è tanto movimento? Sì, sono molto propensi all'acquisto, c'è movimento e niente, siamo contenti anche perché l'estate è un po' più fresca, quindi sicuramente anche il tempo aiuta. Turisti spendono o magari cercano l'occasione, l'offerta? Entrambi, ci sono diversi tipi, c'è chi spende, chi invece cerca magari l'occasione, ecco appunto. Noi teniamo botta, come si dice in gergo, e avanti sempre, perché a noi ci piace l'allegria. Quindi... Ma i turisti cercano magari più l'occasione, lo sconto, oppure si limitano a girare per la città, a guardare e aprire poco il portafoglio? Sono come i Righiera, non tengo dinero. Quindi c'è poco da dire. Noi ci piaceva di più Vamos alle Playa, però non tengo dinero e di moda. Ecco. E persino le canzoni vengono in aiuto ai commercianti. Abbiamo visto i turisti a Bassano. Qual è il polso della situazione invece per quanto riguarda il turismo nell'altopiano, simbolo insomma del turismo montano della provincia di Vicenza? Lo vediamo nel prossimo servizio. Cresce il turismo in altopiano nonostante le mattane del clima e le difficoltà economiche di molte famiglie. Lo confermano i dati arrivati nei giorni scorsi ai sindaci del territorio. Nei primi 5 mesi la statistica diramata da Confcommercio ha parlato di un più 17,6% di arrivi sull'altopiano, che non vuol dire presenze, ma comunque è un dato significativo perché l'altopiano è stato apprezzato ancora una volta in quest'anno. Speriamo di poter continuare a settembre, ottobre e anche per la stagione invernale e quindi recuperare quel qualcosa che abbiamo perso nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio per il maltempo. Proprio in queste ore che rappresentano l'inizio del grande ponte di Ferragosto si è visto un flusso di turisti decisamente superiore alla media del periodo immediatamente precedente, reso più complicato dalle varie ondate di maltempo che si sono abbattute anche sulle terre alte vicentine. Abbiamo cominciato a rivedere il classico flusso stagionale estivo, in questo caso a Gallio e su tutto l'altopiano. Chiaramente oggi quest'anno la stagione è iniziata un po' implacabile per il maltempo, ma speriamo di poterci rifare in questo mese di agosto e magari puntando anche a un bel tempo anche per settembre, perché no? Quindi noi rimaniamo sempre fiduciosi ed ottimisti. La parola d'ordine degli ultimi anni è stata destagionalizzare, ovvero creare un turismo in grado di coprire le varie fasi dell'anno senza concentrare tutti gli arrivi in una manciata di giorni. Il percorso è a buon punto, ma l'altopiano resta un riferimento anche per la scampagnata di un giorno. Abbiamo visto inizialmente un turismo un po' più mordi e fuggi, ma questo lo sappiamo, ne siamo consapevoli. Adesso speriamo di poter vivere di presenze negli alberghi, nelle seconde case e in tutte le strutture ricettive, perché chi si ferma è colui che poi spende anche qualcosa in più in giro per i negozi, in giro per i bar e nei ristoranti. Quindi vi aspettiamo numerosi qui ad Agaglio e qui sull'altopiano. E così spazio ai turisti anche e soprattutto a settembre, ottobre, nei mesi in cui la montagna può dare il meglio. Anche noi insieme con il Comune di Asiago abbiamo già delle manifestazioni importanti programmate proprio per garantire servizi, garantire un qualcosa in più al turista che magari sceglie settembre e non agosto nella massa, sceglie settembre per vivere un po' meglio, respirare un po' meglio l'altopiano, muoversi meglio tra Gallio, Asiago e in tutto l'altopiano. Intanto è grande l'attesa a Gallio per il nuovo spettacolo pirotecnico in programma lunedì sera dal trampolino del salto con gli sci. Torniamo a Bassano, un'estate calda anche rovente di polemiche per la vicenda Baxi Pengo, sulla quale interviene anche l'onorevole Dino Secco. Cosa significherebbe per Bassano perdere San Lazzaro?
significherebbe perdere l'ultimo polmone verde della città, per cui da un punto di vista diciamo abitativo, da un punto di vista di vivere bene, diciamo, viene a mancare un polmone veramente interessante e veramente importante per tutta la città, ma non solo per la città, anche per il comprensorio, perché lì vicino c'è anche tutta la zona delle Rogge, c'è il fiume Brenta, per cui è un insieme che deve essere salvaguardato. Un'altra voce si leva in difesa di San Lazzaro, delle Campagne, di Rivabianca e Rambolina dopo lo stop al protocollo Baxi-Pengo. È quella dell'onorevole Dino Secco, che ricorda come i tentativi di urbanizzare quello che oggi è l'ultimo lembo di campagna bassanese siano iniziati molti anni fa. Io sono entrato dipendente del comune di Bassano nel 1980, quindi 35 anni fa. Già da allora c'erano richieste di urbanizzare quell'area, di cementificarla. Tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi periodi hanno sempre detto di no, proprio per tutta una serie di motivazioni di carattere naturalistico, di carattere agrario, di carattere idrico, che impedivano questa trasformazione. La natura particolarmente favorevole alla grande viabilità espone le campagne di Rivabianca a un futuro incerto, ma la strada da percorrere per l'ex deputato è un'altra. Questo non impedisce che l'aspetto naturalistico debba essere tenuto in più considerazioni, tenendo conto anche che Pengo ha altre possibilità di agire sia nel territorio bassanese sia fuori il territorio bassanese, nei comuni contermini. Proprio per questo motivo anche l'onorevole Secco si schiera dalla parte di chi chiede che il percorso di Baxi venga spacchettato rispetto a quello di Pengo, con l'uscita di scena di quest'ultimo progetto. Io dico, il prossimo tavolo di concertazione che ci sarà tenga conto che Pengo ha la possibilità anche di agire in altri comuni circostanti. Un'altra polemica riguarda invece Rossano Veneto e il suo acquedotto. Polemiche in rete su Rossano Veneto, in particolare sull'acquedotto e sui costi di alcuni lavori che dovevano essere effettuati, costi che sarebbero lievitati, una vicenda che era già stata protagonista della campagna elettorale. Prima delle elezioni noi abbiamo avuto un preventivo da ETRA, che è l'ente gestore per conto del Consiglio di Bacino, per il restauro in restituzione della torre dell'acquedotto, quella che è in piazza, perché non serve più. L'amministrazione infatti ha spostato tutti i pozzi ed essendo ora la torre svuotata dall'acqua non ha più una funzione pratica per il comune. In un primo momento il restauro costava 80.000 euro perché loro avevano fatto una verifica solo sulla tinteggiatura, rassicurandoci che non c'erano altri problemi. Una volta montati ponteggi e impalcature e saliti all'ultimo anello, però, gli uomini dell'impresa si sono resi conto che invece c'erano problemi alla struttura e così, bloccati i lavori, da 80.000 euro il preventivo è salito sopra i 200.000, il limite entro il quale l'autorità di bacino di Etra può finanziare i lavori di restauro. Quindi il Consiglio di Bacino arriverebbe a quella cifra, la cifra rimanente di 70.000 euro dovrebbe metterla il Comune, ma qua ci fermiamo perché sono in corso delle trattative col Consiglio di Bacino in virtù degli accordi che erano stati fatti quando avevamo ceduto le linee idrauliche e anche l'acquedotto. Quindi in questo momento siamo un po' fermi, stiamo discutendo per cercare la soluzione migliore. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con la cronaca. Ritrovati in diretta a Focus TG, allora fa discutere l'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia che ha identificato in questi giorni nell'ex senatore vicentino, imprenditore Alberto Filippi, il mandante dell'agguato contro la famiglia di Ario Gervasutti, caporedattore del Gazzettino all'epoca del Giornale di Vicenza. Il 16 luglio 2018 furono esplosi 5 colpi di arma da fuoco contro l'abitazione del giornalista. Allora sentiamo le parole proprio di Gervasutti. È venuto fuori sostanzialmente che Filippi avrebbe pagato un sicario dell''ndrangheta
per fare una serie di attentati, di azioni dimostrative, di minacce, insomma di azioni contro persone che evidentemente gli stavano sullo stomaco. Il 16 luglio 2018 la casa del giornalista, oggi caporedattore del Gazzettino, fu bersagliata con 5 colpi di pistola. I proiettili finirono nella stanza del figlio, allora ventenne. Non fu un tentativo di rapina. Oggi, a distanza di 5 anni dall'accaduto, quell'agguato avrebbe un mandante, l'ex senatore della Lega, il vicentino Alberto Filippi. Lui lamentava che il giornale non dava sufficiente spazio alla sua versione dei fatti rispetto a una polemica locale, un contenzioso sul cambio di destinazione d'uso di un terreno di sua proprietà su cui doveva sorgere, non ricordo bene se un centro direzionale, un centro commerciale. Gervasutti allora al Giornale di Vicenza fece pubblicare un secondo articolo con la versione dell'ex senatore, eppure mai ebbe il minimo sospetto che i 2 episodi potessero essere collegati. Avrò parlato con lui 3-4 volte, avrò telefonate altrettante, telefonate sue, a me altrettante, ma stiamo parlando del 2010. Poi dalla fine del 2010 più o meno io non l'ho mai visto né sentito. L'avviso di conclusione delle indagini a Gervasutti arriva il 23 giugno, quando la direzione distrettuale antimafia comunica i nomi dei 43 indagati nell'inchiesta sulle infiltrazioni in Veneto dell''ndrangheta calabrese. Come la fa sentire adesso il fatto che ci sia un nome, un volto legato a quel gesto? Sono basito rispetto al fatto che il mandante sarebbe questo un imprenditore peraltro di successo, cioè non un disperato con l'azienda sotto scacco della criminalità organizzata. Un imprenditore di successo, un ex parlamentare, una persona laureata, un veneto che entra in contatto e che coabita con una cosca dell''ndrangheta, francamente è qualcosa di inimmaginabile, ancor più inimmaginabile rispetto alle motivazioni che starebbero dietro a questa azione. Restiamo nel Vicentino, andiamo a Vicenza con il primo caso di infezione dal virus West Nile di un residente a Vicenza. L'ULSS Berica chiede la collaborazione dei cittadini per fronteggiare i pericolosi virus che possono causare meningiti ed encefaliti. L'uso di adeguati repellenti quando si sta all'aria aperta, scegliere magari soprattutto per le attività di giardinaggio delle ore adeguate, magari non proprio il tramonto in cui è quello in cui la zanzara tradizionale viene fuori, e usare adeguate coperture, cioè adeguati abiti per proteggersi dalle punture di zanzara. Sono le raccomandazioni basilari per difendersi dagli insetti che in questa stagione minacciano la salute soprattutto delle persone più fragili. La Regione Veneto ha promosso una campagna informativa di prevenzione verso animali che possono trasmettere delle malattie cosiddette zoonosi, in particolare zanzare e zecche. Abbiamo avuto un 2022 appunto con molte notifiche da West Nile, che è stata una malattia con encefalite che ha dimostrato appunto il suo grado di pericolosità, ma non dimentichiamoci anche che cosa possono portare le punture delle nostre zecche che incontriamo nelle comuni passeggiate in montagna. L'ULSS Berica collabora con tutti i 59 comuni di sua competenza. Da aprile ha avviato il coordinamento del piano di monitoraggio di disinfestazione. A Vicenza sono stati appena distribuiti prodotti larvicidi e volantini informativi nei luoghi pubblici. Anche se quest'anno i numeri sembrano ridotti, resta alta la vigilanza sulla diffusione delle malattie pericolose come il virus dengue. È un po' scontato dirlo, ma è appunto il tema anche di questi giorni riguardante un po' il cambiamento climatico. Quindi sicuramente ogni anno noi troviamo un maggiore impatto di insetti, di zanzare, di mosche, di zecche, anche magari alle attitudini a cui non ce li aspettiamo, e una stagione più ampia, il che permette anche più cicli riproduttivi di questi insetti. Restiamo a Vicenza, restiamo a parlare di sanità con le liste d'attesa per le prestazioni sanitarie, insomma un grande problema un po' in tutto il Veneto. Il ritardo accumulato nell'erogazione anche nell'ULSS Berica è in fase di recupero, lo ribadisce con i dati sottolineati il direttore generale Maria Giuseppina Bonavina.
I dati importanti sono sicuramente legati al recupero delle liste d'attesa, che erano un po' il fallimento del nostro sistema, perché non è corretto far aspettare le persone né tenerle in galleggiamento, chiaramente. E in questo momento noi siamo in totale recupero con le prestazioni da erogare entro i 10 giorni, abbiamo rispettato l'obiettivo regionale del 30 giugno, siamo in netto recupero con le prestazioni entro i 30 giorni e stiamo lavorando molto sulle prestazioni P, quindi quelle a 90 giorni. Il massimo dirigente dell'Usotto Berica sottolinea così il quadro della situazione del bilancio annuale per quanto riguarda il recupero dei tempi delle liste d'attesa. Dopo il Covid è stata necessaria una lenta fase di recupero delle prestazioni sospese. È la priorità principale su cui la sanità vicentina, come del resto quella veneta, sta concentrando gli sforzi per rientrare nei range stabiliti. Non tutte le specialità sono in sofferenza allo stesso modo. In oculistica, per esempio, può essere necessario un anno d'attesa per un intervento chirurgico alla cataratta. Sicuramente restano ancora molto in sofferenza le branche di oculistica, di dermatologia e parzialmente anche l'ortopedia. Stanno rientrando più velocemente un po' la parte della diagnostica radiologica, insomma, per dirla un po' in maniera semplice, e alcune branche di diagnostica che invece appunto hanno i tempi di attesa in ordine. La situazione è dunque in lento miglioramento. Con il piano regionale sono state messe in campo una serie di azioni per aumentare l'offerta per smaltire i sospesi e l'elaborazione di un percorso concordato tra i prescrittori ospedalieri e quelli territoriali per ottimizzare le risorse ed evitare sprechi. L'idea è quella proprio di arrivare a fare percorsi chiari sia per il cittadino, sia per i prescrittori, sia per gli erogatori, in maniera tale che non vengano fatte prestazioni inutili che non sono opportune né per il quesito diagnostico che viene posto né per garantire la cura giusta nel tempo giusto. Restiamo sempre a Vicenza, un altro tema di queste settimane è il definanziamento del PNRR, nonostante le rassicurazioni, come sappiamo, del ministro Fitto confermate da Mattia Ierardi. Il segretario vicentino del Partito Democratico Davide Giacomin ribadisce le preoccupazioni per l'arrivo dei fondi necessari a realizzare le opere. Trovo incredibili le dichiarazioni del commissario provinciale di Fratelli d'Italia Ierardi sul tema del taglio dei fondi PNRR targato governo Meloni. E soprattutto sorprende ancora di più che venga da un ex amministratore della città di Vicenza. Tantissimi sindaci e presidenti di regione di destra e di sinistra sono allarmati e sono preoccupatissimi per la perdita di questi fondi, che sarebbero un danno vero, concreto e reale al territorio. La replica del segretario provinciale del Partito Democratico, che ribadisce le perplessità e le preoccupazioni per la realizzazione dei progetti già approvati con i fondi del PNRR, nonostante le rassicurazioni di Mattia Ierardi. Il ministro Fitto lo ha dichiarato in aula che tutti i progetti saranno garantiti, cambia la forma di finanziamento, ovvio vanno perfezionati alcuni filoni di finanziamento con l'indirizzo del governo, ma tutti i progetti sono garantiti, tutti i progetti possono andare avanti. Non solo, Giacomin a distanza rincara la dose nei confronti dell'ex assessore, che risponde piccato nel timore che la volontà a non portare avanti i progetti elaborati durante la precedente amministrazione non dipendano solo dal mancato arrivo dei fondi necessari. Durante la campagna elettorale il centrodestra si è sempre fregiato di un contatto diretto, di un canale diretto col governo Meloni. Io chiedo a Fratelli d'Italia e chiedo al commissario Ierardi se può, grazie al suo legame, chiamare Giorgia Meloni e riuscire ad aiutarci, aiutare Vicenza a non perdere quei fondi essenziali per lo sviluppo e la sostenibilità della nostra città e della nostra provincia. Nessun progetto è definanziato, semplicemente cambia la fonte di finanziamento, quindi una cosa completamente diversa. Io per questo sono qui a chiedere all'amministrazione se è stato fatto un check, un controllo dei progetti che abbiamo lasciato in eredità, progetti che alcuni dovevano anche partire con i cantieri quest'estate, ma non vedo nessun tipo di cantiere a partire, ma soprattutto nemmeno l'ombra di una dichiarazione. Quindi chiedo all'amministrazione, e ripeto, senza cercare scuse con chiedete al vostro governo come mi è stato risposto nei giorni precedenti, ma chiedo, è stato fatto un check vero e proprio per sapere a che punto sono i cantieri? Dalle preoccupazioni per il PNRR alle preoccupazioni molto concrete anche di chi ha avuto danni per il maltempo.
un po' in tutto il Veneto in queste settimane, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il bilancio dei danni dalla regione è di 1.300.000 euro. Nella Marca, torniamo dunque nel Trevigiano, gli edili al lavoro anche in questi giorni per gestire i danni che il maltempo ha creato a case, scuole e aziende. Le domande di risarcimento in tutta la Marca ammontano a 13.000 domande, purtroppo il 30% dei cittadini non è assicurato. Lo stress è alto, noi questo periodo ce lo teniamo sempre perché gli operai o gli addetti ai lavori insomma possano ricongiungersi alle famiglie e riposarsi un po'. Purtroppo quest'anno è diverso, abbiamo ridotto, molti miei colleghi hanno ridotto. Per gli edili agosto è un mese di ferie, salire sui tetti con il caldo può anche essere pericoloso. Quest'anno nella Marca però andrà diversamente. Le imprese locali del gruppo stanno facendo sforzi enormi per intervenire su tetti di case e capannoni distrutti dal maltempo che ha colpito l'intera area della Pedemontana. Servono attrezzature e personale. Se gli interventi dei Vigili del Fuoco sono stati oltre 450, ora tocca ai professionisti artigiani intervenire. Anche per reperire il materiale si è attivata una task force importante. I grossi rivenditori stanno facendo gli extra, hanno posticipato le ferie per poter far arrivare i materiali in questa zona. Sì, si stanno aiutando tra province, cioè arrivano i materiali anche da fuori regione. Secondo il presidente del gruppo edili, circa il 70% tra famiglie e imprese in cui si sta operando si è assicurato, ma un buon 30% dovrà pagare di tasca propria coperture e serramenti. Chi ha fatto le impermeabilizzazioni, ha fatto l'isolamento della propria casa, è stato attento anche ad assicurarla. Altri magari che non hanno avuto, non ci hanno pensato oppure non capitano mai eventi del genere come quello che è successo il mese scorso, non ha ritenuto necessario, però in questo momento è molto utile. In questi giorni si lavora spesso per tamponare situazioni che altrimenti, a fronte di un nuovo fenomeno atmosferico importante, potrebbero diventare insanabili. Un simile evento così invasivo questa volta non si era visto, cioè non ho memoria. A Padova adesso torniamo nella città del Santo con il nostro Francesco Ratai. Domani Ferragosto c'è un comitato per il Prato della Valle che dice che bisogna valorizzare il Prato della Valle, farlo meglio. Allora il comitato è proprio con Francesco Ratai, lo vedo. A te Francesco. Sì, buongiorno da Prato della Valle. Fervono i preparativi per il Ferragosto con la festa, la tradizionale festa che torna appunto nella piazza, nella più importante piazza cittadina. Con me c'è Sebastiano Arcolacci che è presidente di una neonata associazione Pro Prato della Valle, si chiama proprio così. Siamo qua con lui, un'associazione nata dall'idea di cittadini e commercianti per rivitalizzare quello che è un punto importante della città del Santo, un punto importante per i turisti ma anche per i padovani. Quali sono le vostre proposte, Arcolacci? Beh, noi abbiamo anche incontrato di recente l'amministrazione comunale con i 3 assessori che più si occupano di Prato della Valle, il vice sindaco Michalizzi, Antonio Bressa e Andrea Colasio, ma abbiamo incontrato anche altri perché intendiamo promuovere la rivitalizzazione e la valorizzazione di una delle più grandi e più belle piazze d'Europa, che secondo noi è stata negli anni un po' trascurata e che ora bisogna mettere mano. Come? Con alcune iniziative che naturalmente devono coinvolgere gli imprenditori commerciali della zona e devono portare qui molti cittadini, non solo della città ma anche della provincia. Noi abbiamo, dicevo, un tesoro, un gioiello, un po' come una Ferrari, che però la tiene in garage. Questo comune ha una Ferrari Testarossa e la tiene in garage, perché, viva Dio, a parte oggi e domani, oggi i preparativi, domani la festa, a parte il mercato, a parte alcune altre iniziative, questa piazza, se venite di giorno, è un deserto assoluto. Noi per esempio abbiamo pensato che una delle cose da fare è togliere questo maledetto asfalto che in questo momento segnerà 55 gradi, per cui questo porta ondate di calore
e certamente non aiuta le persone a frequentarlo. Quindi abbiamo pensato che nei 4 spicchi di Prato della Valle, ad esempio, ci siano delle macchie, ad esempio anche macchie mediterranee, in cui si abbatte il senso di calore e si abbellisce anche la piazza. Togliere questo manto di asfalto, dopo per esempio metterci un punto di informazioni turistiche, i cittadini, i turisti arrivano dal Santo, altro gioiello di Padova, un po' trascurato, e poi sbucano in questa piazza e molti chiedono che piazza è, come si chiama, non ci sono gli adeguati segnali turistici e soprattutto non invogliano appunto i moltissimi fedeli del Santo a visitare questa piazza, a conoscere per esempio le 89 statue bellissime e storiche che ci sono in questa meravigliosa piazza. E riteniamo che bisogna ad esempio organizzare in questo periodo d'agosto, sarebbe stato splendido organizzare che ne so, dei tornei di calcetto o di paddle. Noi abbiamo una superficie che contiene almeno 10 campi di calcetto e altrettanti campi di paddle, non si capisce perché in tutta Italia ci sono delle manifestazioni che fanno venire i cittadini anche a passare delle ore piacevoli, magari pomeriggio, anche la sera, anche la notte, fino a una certa ora, invece qui è tutto deserto. Cioè non si comprende l'importanza, la valorizzazione di un bene culturale qual è Prato della Valle, la vera e propria agorà di Padova, dove i cittadini si incontrano, parlano, discutono, si confrontano e invece, come si può vedere, è un po' trascurata e questo ci fa male. Ecco, ci duole vedere questa bellissima platea che è Prato della Valle, che è per lo più sconosciuta non solo ai turisti, ma spesso anche non frequentata dai cittadini padovani. Abbiamo numerose altre proposte che naturalmente abbiamo fatto all'amministrazione comunale. Il 21 giugno ci siamo incontrati, attendiamo ora che il Comune si impegni su Prato della Valle. Ad esempio non c'è un euro per Prato della Valle. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana e per Prato della Valle neanche un euro. Abbiamo chiesto che ci sia almeno un capitolo di spesa di 500.000 euro perché si comincia a mettere mano a questa meravigliosa piazza. Ecco, certo, questo è molto chiaro il messaggio che il Comitato vuole dare. Non so se c'è qualche commerciante che vuole intervenire per raccontare cosa gli dicono anche i turisti che voi quotidianamente vedete e frequentate. I turisti arrivano qua, sono un po' spaesati, lo capisci, scambiano quella per Sant'Antonio, chiedono informazioni a noi per andare in centro, per tutto. Sì, apprezzano la grandezza, però appunto è poco vissuta, gli danno poca possibilità di vivere perché è tanto spazio inutilizzato. Ecco, molto chiaro il concetto, quindi più informazione, più coinvolgimento di cittadini e turisti. Dallo splendido Prato della Valle io adesso restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai. Qui si chiede una valorizzazione per avere più turisti. A Venezia c'è il problema opposto, lo sappiamo, i troppi turisti. Sul fronte spopolamento si avvicina il sorpasso del numero di posti letto per turisti che presto saranno più dei residenti a Venezia. Il servizio. Mentre si pensa ad aprire una nuova stazione ferroviaria alla Marittima, tra pochissimo Venezia avrà più posti letto per turisti che per residenti. Con sapiente slalom tra i turisti, Matteo Secchi di Venezia.com aggiorna il celeberrimo contatore di veneziani nella farmacia di Campo San Bortolo. Bisogna levarne altri 117, da 49.442 a 49.325. Generalmente mal sopportato a Cafarsetti e accolto nel 2008 con un'alzata di spalle dall'amministrazione comunale allora in carica al motto di tutti i centri storici si spopolano, il contatore di San Bortolo ha un gemello posizionato in una libreria di Santa Margherita dall'Osservatorio Civico per la Casa Ocio, che attualmente conta 49.272 posti letto turistici tra alberghi, bed and breakfast e affittanze turistiche dichiarate. A sorpasso dei posti letto turistici sugli abitanti mancano solo 53 unità, almeno ufficialmente. È il biglietto da visita con cui Venezia risponde alle critiche UNESCO per la mancata gestione dei flussi turistici. Tanto che qualche anno fa il prestigioso quotidiano Le Figaro aveva proposto che a questo punto la città, anzi il centro storico che si spopola, potesse essere amministrato più efficacemente dal consiglio d'amministrazione di Euro Disney. Sa che bisogna fare anche il pittore. Eticamente si può fare perché io sono
veneziano, abito qua, amo la mia città, quindi tutte quante quelle azioni che hanno suscitato scalpore in giro per l'Italia, con l'imbecille che fa il graffito sul Colosseo, questo è la stessa cosa, è il simbolo della città. Il Ponte di Rialto è a Roma, cioè, come fosse il Colosseo, cioè, e quindi bisogna metterlo a posto. Il graffitismo sui monumenti di Venezia è una delle ultime frontiere di quel turismo che invece di portare via un souvenir vuole lasciarlo. Un'altra associazione di volontari, Masegna Nissioetti, da anni offre la sua opera di pulizia degli imbrattamenti. La pittura è stata approvata dalla sovrintendenza. La pittura c'è avanzata dal famoso Cleaning Day che ha organizzato Masegni e Nizioletti nel 2014. Noi avevamo avanzato della pittura perché avevamo fatto il Ponte di Rialto, appunto, e quindi la pittura è approvata dalla soprintendenza. E intanto, restando a Venezia, anche gli uffici del Catasto potrebbero lasciare Venezia per una nuova sede nell'entroterra, quindi a Mestre in città rischiano allora sempre più di rimanere solo attività legate proprio al turismo. L'appello della municipalità. Anche gli uffici del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campo Sant'Angelo potrebbero andarsene da Venezia, in questo caso con probabile destinazione Marghera. Al momento dall'Agenzia delle Entrate è stato predisposto uno studio di fattibilità, che però ha già suscitato più di una reazione, perché questo trasferimento si inquadrerebbe in un progressivo e drammatico svuotamento della città, in atto da anni e di pari passo con l'esodo dei residenti, di qualsiasi attività che non sia legata al turismo. Un allarme lanciato da Sara Arco della Municipalità di Venezia. La possibile chiusura dell'Agenzia delle Entrate ci preoccupa perché andrebbe ad allungare una lista che già conta diversi uffici ma anche giornali, fomentando così un'idea di Venezia parco divertimento e non più un luogo dove vi è terziario e attività produttive. Il prossimo passo, sicuro, sarà intanto il trasloco del Tribunale a Piazzale Roma, un trasloco che a Rialto lascerà vuota un'area immensa, il cui futuro non è ancora chiaro. Di fianco all'oramai celeberrima Calle devenezianizzata, con una sola famiglia di residenti e il resto di affittanze turistiche, Campo Sant'Angelo era stata il 16 aprile teatro di un'affollata manifestazione che chiedeva tra l'altro proprio delle politiche attive contro l'abbandono di servizi da Venezia. Chiediamo all'amministrazione che si faccia carico perché ciò non avvenga, ma non solo. Infatti questa richiesta sarebbe un percorso acefalo se non si avviassero anche politiche di residenza, di qualità della vita e qualità del lavoro. Secondo Sararco si deve lavorare perché Venezia non sia più considerata sede disagiata, attuando politiche attive per la qualità della vita, della residenza e dei servizi. Politiche di questo genere, conclude, renderebbero la nostra città attrattiva per categorie economiche differenti dalla monocultura turistica e aiuterebbero a ripopolare una città che si sta spegnendo. Intanto, barche a motore ibrido e porto offshore possono essere due soluzioni per salvare una laguna messa sempre più in pericolo da moto ondoso e inquinamento, quindi non solo il problema del turismo o comunque legato al turismo. Dopo i rilievi mossi a Venezia dall'UNESCO, ne parlava Filippo Foines nel servizio, parla la presidente regionale di Confesercenti, Cristina Giussani. Forse non serviva l'UNESCO per dire che la città così com'è adesso collasserà prima o poi, nel senso che siamo tutti convinti che è una città bellissima, dove tutti hanno il diritto di venire, tutti indistintamente, ma io insisto, lo dico da sempre, non più tutti insieme. Presidente di Confesercenti Veneto e di Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, Cristina Giussani è anche presidente nazionale del Sindacato Italiano Librai di Confesercenti. A Venezia gestisce una libreria che nel 2022 era rimasta l'unica a vendere ancora testi scolastici ai residenti. Un autentico servizio pubblico per quella che in realtà è una libreria nautica internazionale, motivo per cui tra i vari moniti dell'UNESCO alla città qui si parla soprattutto dei gravi problemi legati ad un traffico acqueo che provoca inquinamento e motondoso a livelli preoccupanti. È possibile che in centro storico non si riesca ad arrivare a una forma ibrida dove magari le barche sono con l'elettrico in centro storico e poi se devi andare a fare una consegna a Burano giustamente ti rimetti su un motore più potente, ecco. Allora, dopodiché bisogna organizzarsi, mettere le colonnine per la ricarica, bisogna pensare, bisogna cominciare a fare una progettazione che vada verso un sistema più sostenibile, perché vuol dire avere meno rumore, vuol dire avere meno moto ondoso, vuol dire avere meno inquinamento. Altro problema è la salvaguardia di una laguna che da più di mezzo secolo, secondo il pensiero
pensiero comune viene invece trattata come un braccio di mare. Qui la sfida è coniugare la tutela della sua fragile morfologia con le legittime esigenze economiche della città. Io penso che andrebbe portato il porto offshore, va secondo me messo all'esterno, in mare, in modo da poter poi gestire la laguna dal punto di vista ambientale senza crucciarci del porto, quindi senza scavi di nuovi canali, anzi magari ritornando a una situazione più antica dei canali scavati apposta per il porto. Altri pochissimi istanti di pubblicità, poi l'ultima parte di Focus TG. Rieccoci in studio in diretta, l'ultima parte di Focus TG, una notizia curiosa che viene dalla Marca trevigiana: vietato fare foto all'interno del negozio. È un'iniziativa di un storico commerciante del centro, Giancarlo Pupin, parliamo di Treviso, che è anche consigliere Ascom, ha fatto questa scelta che potrebbe anche essere replicata da molti suoi colleghi. La scelta del cartello è dovuta al fatto che spesso e volentieri la gente fotografa i codici degli articoli per dopo andarli a trovare al minor prezzo possibile in internet. Giancarlo Pupin gestisce lo storico negozio Pupin Calzature a Borgomazzini come suo padre e suo nonno prima di lui, e in anni di lavoro spiega di essersi dovuto tutelare da chi entra in negozio, prova il prodotto per poi fare l'acquisto su internet perché magari più conveniente. Lei li ha visti fotografare i codici? Sì, assolutamente, appena ci giriamo fotografa anche se c'è il cartello, anche se gli viene detto. Non è questo il problema. Oppure anche c'è gente spudorata che si mette a guardare direttamente sul telefonino l'articolo stesso. Internet che bypassa i costi di magazzino e così, chiarisce Giancarlo, fa risparmiare al cliente un buon 20%, anche se l'equazione non vale per tutti i tipi di prodotto. Per contrastare il fenomeno web, l'arma dei negozianti restano servizio e professionalità, oltre alle promozioni. Un caffè al banco ha un costo, seduti ne ha un altro, giustamente la gente intelligente capisce questo, noi diamo un servizio, proponiamo, facciamo provare le calzature e il cliente esce direttamente col prodotto perfetto sul piede. Invece in internet si ha sempre il rischio che la cosa non va bene. Consigliere Ascom, Giancarlo Pupin è stato il primo in città ad esporre il cartello sui prodotti. Ad oggi però, assicura, non è l'unico. Ancora a Treviso una camminata sulle risorgive della Botteniga per aiutare Roberto e la sua famiglia. Il 10 settembre alle 9:45 è stata organizzata dall'associazione Botteniga San Pelaio. Parla il presidente Roberto Bruniera. Aveva lanciato un appello, prima sui social, poi su Antenna 3. Nicoletta Marchi, moglie di Roberto Mistrazzoso, mamma di 2 figli. Coraggiosamente ha aperto una raccolta fondi per sostenere la riabilitazione e le cure del marito che un incidente stradale ha reso tetraplegico. A quell'appello in tanti hanno risposto, tra questi anche l'associazione Botteniga San Pelaio, che ogni anno in settembre organizza una camminata sulle risorgive del Botteniga per coinvolgere la comunità e raccogliere fondi per sostenere un progetto di solidarietà. Lo scorso anno hanno scelto di aiutare l'AIL, questa volta i soldi raccolti saranno destinati alla famiglia di Nicoletta e Roberto. Avere il marito con 2 bambini a carico mi ha commosso tantissimo. Io l'appello che faccio è che tantissima gente si presenti, insomma, per aiutare questa famiglia. Per far conoscere questi splendidi percorsi che hanno un valore storico millenario, diciamo. E oltre a questo si unisce la cosa più importante, che è aiutare un papà che ha dei bambini di 5 e 7 anni, che è in una situazione non ottima perché è paraplegico a causa di un incidente, e quindi c'è una speranza di donare. Sul dépliant i palloncini con la scritta Forza Roberto. Una comunità intera domenica 10 settembre si ritroverà a camminare fianco a fianco per fare il tifo per lui. Partenza alle 9:45 via Gramsci per un percorso di 5 chilometri con punti di ristoro. L'associazione, nata 11 anni fa, organizza eventi da anni per coinvolgere il quartiere, ma questa volta lo scopo è oltrepassare i confini di San Pelaio. E ci stiamo muovendo per cercare di riuscire a fare qualcosa che mi auguro ci riesca, e tutti insieme, un contributo per uno, si riesce a fare qualcosa di grande. Anche dopo la pandemia, che siamo stati fermi 2 anni, vedo che la gente ha bisogno di stare assieme.
Siamo alla vigilia di Ferragosto, allora torniamo a Vicenza. Abbiamo chiesto ai vicentini cosa faranno nella giornata di domani. Sentiamo. Ferragosto praticamente siamo a casa. Moglie mia? Non ce l'ho io la moglie e neanche ci tengo a averla. Perciò a casa, Ferragosto a casa, sempre a casa. Siamo qui per 2 giorni, 3 giorni e abbiamo scelto questa città perché alcuni di noi non la conoscevano e ci piace così. A Ferragosto siamo in realtà a casa, perché per noi Ferragosto è famiglia, un po' come il Natale. E poi partiremo la settimana dopo per andare a Rimini, al meeting. 15 di agosto no. Tutta la Spagna è chiusa per vacanze. Okay. Voi dove sarete? Qui? Siamo qui. Dopo dormiamo in Bassano del Grappa. Personalmente sarò a casa a prendermi cura della mia mamma che ha 97 anni e spero che anche altre persone possano vivere pur nelle ferie, prestare attenzione alle persone che hanno bisogno. Anch'io dedicherò il mio tempo alla famiglia, ai nipoti, ai fratelli e saremo in montagna, al fresco forse, o sotto la pioggia, non lo so, col maglione. E faremo un bel pranzo insieme, ma prima andremo a celebrare in chiesa. Io sono abbastanza anziano, quindi non ho pretese. Una grigliata, da mangiare fuori? Ma sì, le solite cose, ma senza strafare. Poi anche il discorso del tempo, vede anche lei è ballerino, no? Quindi non è che si possa organizzare in 448. Sono a casa perché le vacanze le ho già fatte. Ma io penso che quest'anno lo passerò in famiglia, con le mie figlie, con mia moglie e staremo nella nostra casa, che è una casa in campagna che abbiamo in Toscana. Io di solito lo faccio a casa e anche quest'anno lo passo a casa, anche perché avrò la fortuna di diventare nonno tra poco, quindi mi goderò la mia nipotina. A casa mia va bene così come una domenica normale, anche se è Ferragosto una festa grossa, come Natale, Capodanno. La Pasqua. Ma speriamo intanto che ci sia un bel tempo e se il tempo lo concede magari andare ad Asiago, fare un giretto e speriamo che passeremo una buona giornata in famiglia. Beh, allora, Ferragosto io tengo aperto il locale per i turisti che saranno in città. Tanti sicuramente vicentini andranno a fare le famose grigliate, i gavettoni d'acqua, visto che le temperature a quanto pare saranno molto calienti. Ecco, questo sarà un Ferragosto, speriamo, bello ricco per il centro storico e per chi viene a visitare la nostra città. Dovunque andiate, allora davvero un buon Ferragosto a tutti. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.